Ingerenza della magistratura nella politica italiana, immigrazione e limitazione alla circolazione delle persone durante il coronavirus. Al microfono di QDP News l'ex magistrato Carlo Nordio. Qual è lo stato di salute in questo momento della magistratura italiana, soprattutto in merito all'ingerenza della stessa nell'ambito della politica? Diciamo che lo stato della magistratura in quanto tale non è un cattivo stato, perché nel suo complesso la magistratura è, direi, eccellente. È l'immagine che il cittadino ha della magistratura che è stata estremamente vulnerata per colpa di pochi e per colpa del sistema. E quindi oggi la fiducia del cittadino nella giustizia è precipitata, perché si ha l'impressione, dopo il caso Palamara, che vi sia una lottizzazione delle cariche ai livelli apicali, fatta con dei criteri clientelari, se non addirittura politici. E poi vi è l'episodio, secondo me ancora più allarmante, di Palamara che telefona ad un suo collega PM, e affermano entrambi che Salvini è innocente, ma Palamara aggiunge che è innocente ma bisogna attaccarlo. Ma la cosa più grave è che dopo questa telefonata Palamara telefona al pubblico ministero di Agrigento che stava inquisendo Salvini, non certo per interferire nelle indagini, ma per dargli il suo sostegno in quanto era stato attaccato dalla stampa. Ora, se tu sei convinto, come era Palamara, che quel pubblico ministero o per errore o per altro stesse comunque inquisendo un innocente, tutto devi fare tranne che portargli il tuo sostegno morale e logico. E quindi il sospetto che ha il cittadino oggi è, soprattutto nei processi di una certa valenza politica, è che il suo giudice o il suo pubblico ministero abbia ricevuto, come quello di Agrigento, una telefonata da Palamara o da uno come Palamara. E poiché è un sospetto lecito, purtroppo, l'immagine della magistratura e della giustizia ne è uscita devastata. Quindi si può parlare in questo momento di strapotere della magistratura nella nostra nazione? Allora, si può parlare di ipopotere della politica, nel senso che non è la magistratura che ha fatto passi avanti invadendo il campo altrui, è la politica che ha fatto dei passi indietro e quindi lasciando degli spazi che sono stati occupati secondo il principio dell'horror vacui e del vuoto di potere che va colmato. E la politica ha fatto questi passi indietro soprattutto adeguandosi al principio blasfemo, secondo me da un punto di vista giuridico, che se c'è un'indagine della magistratura e magari anche una sola informazione di garanzia nei confronti di un politico, questo si debba dimettere o debba fare un passo indietro, il che significa mettere la politica nelle mani della magistratura. Questa è una grave colpa della politica, anche perché ha cercato di strumentalizzare la giustizia per eliminare gli avversari politici che non riusciva ad eliminare con la normale dialettica elettorale. E questo si è visto ma non solo con Berlusconi, si è visto con Renzi, si è visto un po' con tutti. Si aspetta sempre che il coccodrillo mangi l'avversario, il coccodrillo in questo caso è l'indagine giudiziaria, senza però sapere che alla fine il coccodrillo mangerà anche te, perché prima o dopo l'indagine giudiziaria arriverà anche a chi se n'è servito prima. Ovviamente di estrema attualità è il tema del coronavirus, di questa emergenza epidemiologica, che ci interessa dal punto di vista giuridico per due aspetti. La limitazione della circolazione delle persone, e le chiediamo appunto un suo parere su questo, ma anche il caso della caserma Serena di Casier, quindi la provincia di Treviso, tra le più virtuose durante il lockdown, che si trova invece adesso ad essere il primo centro per quanto riguarda i focolai di coronavirus in Italia. Sappiamo, il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha detto che chiederà i danni allo Stato italiano, soprattutto per quello che è stato il vulnus all'immagine della città. Allora, quando Salvini è stato indagato per sequestro di persona, per aver tenuto alcune decine di clandestini o di migranti irregolari a bordo di una nave, io scrissi che era nelle prerogative del governo di limitare la libertà di movimento delle persone entro limiti ragionevoli quando lo esigevano questioni di ordine pubblico o per esempio di salute. E scrissi anche, eravamo in gennaio, che potevamo star certi che se quel coronavirus che si stava diffondendo in Cina fosse arrivato in Italia avremmo assistito a delle limitazioni di libertà ben maggiori.
Oggi noi assistiamo al paradosso per cui è stato rinviato, o comunque forse sarà rinviato a giudizio, un ministro dell'interno per aver tenuto, ripeto, alcuni clandestini a bordo di una nave per alcuni giorni, mentre il nostro primo ministro ha tenuto sequestrati in casa, agli arresti domiciliari, 60 milioni di italiani per 3 mesi. Questo lo ha fatto e noi lo abbiamo assecondato nell'interesse di tutti, in un modo per metà, diciamo, giusto e per metà discutibile. Per metà giusto nel senso che è stata dichiarata la situazione di emergenza, è stato fatto un decreto legge e sin qui tutto bene. Poi però vi è stata una raffica di provvedimenti amministrativi, i cosiddetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che hanno continuato a limitare e ad aumentare le limitazioni di libertà che sono costituzionalmente garantite soltanto attraverso degli atti amministrativi. L'atto amministrativo non è nemmeno impugnabile davanti alla Corte Costituzionale, perché non ha il rango di legge, però è impugnabile il TAR, o addirittura, cosa che nessuno ha detto, può essere disapplicato dal giudice ordinario, cioè al limite il giudice ordinario può ritenere il decreto illegittimo e non lo applica, si rifiuta di applicarlo. Allora il problema, se i diritti costituzionali del cittadino fondamentali possano essere limitati da un atto amministrativo, è un problema che è stato affrontato soprattutto di recente, perché si può tollerare per un periodo molto limitato diciamo circoscritto, ma se la questione continua a essere prorogata il problema si pone. Poi c'è il secondo, che dopo questi sacrifici immensi alla libertà, al lavoro, se vogliamo anche alla salute, perché stare segregati in casa, certo, piuttosto che finire intubati in ospedale, però è sempre, anche quello è un rischio. Bene, Treviso era assurta al primo posto in Italia, o comunque nel Veneto, lo stesso Veneto era assurto al primo posto in Italia, anche a seguito di una politica eccellente della nostra regione, del governatore Zaia. Adesso ci siamo trovati invece al primo posto tra gli infettati, gli infettandi, perché lo Stato non ha saputo governare un cosiddetto cluster che era suo dovere controllare. Questo caso della caserma Serena, per esempio, dove il sindaco di Treviso ha chiesto il risarcimento del danno d'immagine dello Stato, è un caso emblematico, perché nonostante i nostri prefetti, e quello di Treviso in particolare, abbiano fatto un lavoro eccezionale e quasi eroico, anche perché io ho fatto parte a suo tempo delle commissioni che assegnavano questi appalti in queste caserme, anche se poi è tutto finito prematuramente, ma so come funziona, hanno delle disponibilità molto limitate dal punto di vista finanziario e anche normativo, per cui a fronte di questo, diciamo, comportamento eroico dei nostri prefetti e del nostro in particolare, il governo è stato assente e oggettivamente noi abbiamo assistito a uno scoppio di epidemia, di contagi, che ha fatto schizzare, ahimè, l'immagine di Treviso al rango delle città più infettate d'Italia. Tutto questo per una negligenza oggettiva dello Stato, e quindi secondo me il sindaco Conte ha perfettamente ragione a porre il problema. Che poi possa ottenere un risarcimento pecuniario o meno, questa è tutt'altra questione.